Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo di Luca, da cui è tratto il motto di questo anno santo straordinario: misericordiosi come il Padre. L'espressione completa è: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non si tratta di uno slogan ad effetto, ma di un impegno di vita. Per comprendere bene questa espressione possiamo confrontarla con quella parallela del Vangelo di Matteo, dove Gesù dice: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Nel cosiddetto discorso della montagna che si apre con la beatitudine, il Signore insegna che la perfezione consiste nell'amore, compimento di tutti i precetti della legge. In questa stessa prospettiva, San Luca esplicita che la perfezione è l'amore misericordioso. Essere perfetti significa essere misericordiosi. Una persona che non è misericordiosa è perfetta? No. Una persona che non è misericordiosa è buona? No. La bontà e la perfezione si radicano sulla misericordia. Certo, Dio è perfetto, tuttavia, se lo consideriamo così, diventa impossibile per gli uomini tendere a quella assoluta perfezione. Invece, averlo dinanzi agli occhi come misericordioso ci permette di comprendere meglio in che cosa consiste la sua perfezione e ci sprona ad essere come Lui, pieni di amore, di compassione, di misericordia. Ma mi domando, le parole di Gesù sono realistiche? È davvero possibile amare come ama Dio ed essere misericordiosi come Lui? Se guardiamo la storia della salvezza, vediamo che tutta la rivelazione di Dio è un incessante e instancabile amore per gli uomini. Dio è come un padre o come una madre che ama di insondabile amore e lo riversa con abbondanza su ogni creatura. La morte di Gesù in croce è il culmine della storia di amore di Dio con l'uomo. Un amore talmente grande che solo Dio lo può realizzare. È evidente che, rapportato a questo amore che non ha misura, il nostro amore sempre sarà in difetto. Ma quando Gesù ci chiede di essere misericordiosi come il Padre, non pensa alla quantità. Egli chiede ai Suoi discepoli di diventare segno, canali, testimoni della Sua misericordia. E la Chiesa non può che essere sacramento della misericordia di Dio nel mondo, in ogni tempo e verso tutta l'umanità.
Ogni cristiano, pertanto, è chiamato ad essere testimone della misericordia e questo avviene in cammino di santità. Pensiamo a quanti santi sono diventati misericordiosi perché si sono lasciati riempire il cuore della divina misericordia. Hanno dato corpo all'amore del Signore riversandolo nelle molteplici necessità dell'umanità sofferente. In questo fiorire di tante forme di carità è possibile scorgere i riflessi del volto misericordioso di Cristo. Ci domandiamo che cosa significa per i discepoli essere misericordiosi? E questo viene spiegato da Gesù con due verbi: perdonare e donare. La misericordia si esprime anzitutto nel perdono. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Gesù non intende sovvertire il corso della giustizia umana, tuttavia ricorda ai discepoli che per avere rapporti fraterni bisogna sospendere i giudizi e le condanne. È il perdono, infatti, il pilastro che regge la vita della comunità cristiana, perché in esso si mostra la gratuità dell'amore con cui Dio ci ha amati per primo. Il cristiano deve perdonare. Ma perché? Perché è stato perdonato. Tutti noi che stiamo qui oggi in piazza, tutti noi siamo stati perdonati. Nessuno di noi nella sua vita non ha avuto bisogno del perdono di Dio. E perché noi siamo stati perdonati, dobbiamo perdonare. Ma lo recitiamo tutti i giorni nel Padre nostro. Perdonaci i nostri peccati, perdona i nostri debiti come noi perdoniamo ai nostri debitori. Cioè perdonare le offese, perdonare tante cose, perché noi siamo stati perdonati di tante offese, tanti peccati. E così è facile perdonare. Se Dio ha perdonato me, perché non devo perdonare gli altri? Sono più grande di Dio? Capite bene questo? E questo pilastro del perdono si mostra la gratuità dell'amore di Dio che ci ha amati per primo. Giudicare e condannare il fratello che pecca è sbagliato, non perché non si voglia riconoscere il peccato, ma perché condannare il peccatore spezza il legame di fraternità con lui e disprezza la misericordia di Dio, che invece non vuole rinunciare a nessuno dei suoi figli. Non abbiamo il potere di condannare il nostro fratello che sbaglia, non siamo al di sopra di lui, abbiamo piuttosto il dovere di recuperarlo alla dignità del figlio del Padre e di accompagnarlo nel suo cammino di conversione.
alla sua Chiesa, a noi, Gesù indica anche un secondo pilastro: donare. Perdonare è il primo pilastro, donare è il secondo pilastro. Date e vi sarà dato. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Dio dona ben al di là dei nostri meriti, ma sarà ancora più generoso con quanti qui in terra saranno stati generosi. Gesù non dice cosa avverrà a coloro che non donano, ma l'immagine della misura costituisce un ammonimento. Con la misura dell'amore che diamo, siamo noi stessi a decidere come saremo giudicati, come saremo amati. Se guardiamo bene, c'è una logica coerente. Nella misura in cui si riceve da Dio, si dona al fratello, e nella misura in cui si dona al fratello, si riceve da Dio. L'amore misericordioso è perciò l'unica via da percorrere. Quanto bisogno abbiamo tutti di essere un po' più misericordiosi, di non sparlare degli altri, di non giudicare, di non spiumare gli altri con le critiche, con le invidie, con le gelosie. Oh, perdonare, essere misericordiosi, vivere la nostra vita nell'amore e donare. Essa carità e questo amore permette ai discepoli di Gesù di non perdere l'identità ricevuta da Lui e di riconoscersi come figli dello stesso Padre. Nell'amore che essi, cioè noi, praticano nella vita, si riverbera così quella misericordia che non avrà mai fine. Ma non dimenticatevi di questo: misericordia e dono, perdono e dono. E così il cuore si allarga nell'amore. Invece l'egoismo, la rabbia, fa il cuore piccolo, 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 piccolo e si indorisce come una pietra. Cosa preferisce voi? Un cuore di pietra? Vi domando, rispondete. Non sento bene. Un cuore pieno di amore? Se preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi.